Buongiorno da Leandro Maggi, lo Vigo in diretta, siamo a Portoviro nella sala consigliare dove stanno presentando i 3 bandi anche nella città di Portoviro come tutte le altre città del Delta del Po che fanno parte al circuito dei contratti di Foce per ottenere finanziamenti nel settore ristorazione e turismo. Presenti gli assessori Alessia Tessarin delle attività produttive, Michela Girardelli, assessore al turismo, con la presentazione dell'architetto Laura Mosca, consulente del Consorzio di Bonifica Delta del Po e che sta seguendo appunto la presentazione di questi bandi. Assessore Alessia Tessarin, abbiamo seguito questo importante convegno e incontro con gli operatori turistici del suo territorio. Ci sono 2 milioni di euro sul piatto per gli abitanti che fanno parte del circuito contratto di Foce. Cosa si devono aspettare i cittadini di questo e soprattutto gli operatori? È un'opportunità molto bella che è il caso di cogliere, per questo è nata questa esigenza di incontro che abbiamo voluto offrire agli operatori del settore. Ci sono 2 milioni di euro suddivisi in 3 bandi che sono accessibili agli operatori di settore sia già attivi sul territorio ma anche alle nuove imprese. È possibile fare questa richiesta e poter apportare dei miglioramenti e delle innovazioni alla propria attività o pensare di aprire un'attività nell'area turistico-ricettiva. Tra l'altro è un ambito che è molto richiesto ed il nostro paese, la nostra città, tutto il nostro territorio ha bisogno di altri operatori turistici che si offrano sia come soluzioni per gli alloggi che come soluzioni di intrattenimento e di offerte turistiche per turisti sia italiani che stranieri. Ecco, il problema è che è sorto che i tempi sono molto stretti, bisogna fare le domande entro dicembre e quindi voi vi siete proposti come amministrazione comunale a dare una mano ai vari operatori. Certo, il bando è uscito il 1° ottobre e la scadenza sembra essere il 15 dicembre, ma come Unione dei Comuni ci siamo già mobilitati affinché venga presentata una richiesta di proroga nella scadenza che speriamo venga portata a fine febbraio. Ecco, tra l'altro le diceva, nel suo comune lo spazio per altre attività ricettive c'è perché siete sottostimati o sbaglio? È un territorio bellissimo e dal momento l'offerta è decisamente inferiore a quelle che sono le richieste. Con una buona pubblicità riusciamo sicuramente ad essere attraenti per turisti sia provenienti da tutta Europa ma direi anche da tutto il mondo perché il Delta del Po è un angolo meraviglioso del mondo e quindi siamo sicuri che ci sarà lavoro per tanti altri operatori turistici che vorranno lavorare in quest'ambito.